Nostra compagnia nello spazio di approfondimento dello CGIL del Veneto, e siccome ci troviamo a cavallo di due date che riguardano in modo particolare quello che è il sentiment importante del sindacato dei pensionati e non soltanto, 25 aprile e 1 maggio, sarà il 25 aprile la festa della liberazione, il primo tema che andremo ad affrontare insieme, ma portandolo non tanto e soltanto a un percorso, un excursus storico, la sua valenza eccetera, ma soprattutto che valore anche non solo simbolico ma attuale viene a rivestire oggi in questo contesto del tutto particolare. Per parlare di questo abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Fulvio Del Zio, grazie di essere qui con noi, segretario dello SPI del Veneto. Ben arrivato segretario. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Ben arrivata Irene Barrichello, che è dell'ANPI di Padova, grazie anche a lei, Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, giusto? Italia, esatto, buongiorno. Perfetto. E collegato via Zoom abbiamo il piacere di riavere qui con noi Tommaso Biancuzzi, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Ben arrivato anche a Tommaso. Buongiorno a tutti. Stiamo portando via tempo allo studio, periodo di esami o no? No, non ancora, non ancora. Non ancora, allora ci sentiamo la coscienza più leggera e rappresenta le nuove generazioni. Allora, Fulvio Del Zio, incominciamo con lei per quel che riguarda l'inquadramento. Facciamo cultura, perché non diamo per scontato, certo che noi ci ascoltano tanti pensionati, tanti anziani, ma abbiamo scoperto che ci sono anche dei giovani che ci seguono, ancora di più perché magari abbiamo il traino del nostro coordinatore di rete studenti medi. 25 aprile, festa della liberazione, ovvero per il sindacato cos'è? È la festa della libertà, è la festa della sconfitta del fascismo, è la festa della liberazione. Simbolicamente viene preso il 25 aprile perché inizia lo sciopero insurrezionale a Milano a seguito dell'ordine impartito dal CLN, Comitato di Liberazione Nazionale Alti Italia, composto da Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, Luigi Longo, Emilio Sereni e Leo Vagliani. Il telegramma famoso emanato il 24 è Aldo dice 26 per 1, che significava che il 26 a luna di notte doveva iniziare l'insurrezione per cacciare i fascisti, liberare l'Italia dai fascisti e dai nazisti. Poi è stato anticipato per gli eventi che si susseguivano e l'insurrezione appunto a Milano inizia il 25. Poi ci sono città che si sono liberate prima, altre sì, che si sono liberate subito dopo. Padova, abbiamo la piazza Insurrezione 28 aprile a testimonianza di quegli... Insurrezione, eccolo lì, facciamo... sì, è bene ricordarlo, caspita, giustamente, certo, sfugge nella toponomastica, sì. Parla. E quindi insomma è il frutto di quella giornata, ma di tutto il movimento della resistenza in cui gli italiani che erano invasi, cioè proviamo solo a pensarlo, insomma, eravamo invasi occupati dai nazisti, c'erano le truppe alleate statunitensi, inglesi, polacchi, magrebini, c'era di tutto, neozelandesi, insomma c'era di tutto. L'Italia era invasa letteralmente da popolazioni, da persone, da uomini che appunto hanno contribuito in maniera determinante a liberare l'Italia, e gli italiani si sono assunti la responsabilità di riscattare 20 anni e oltre di fascismo, che è stata una dittatura violenta con innumerevoli omicidi, altro che
fascismo che ha fatto anche delle cose buone. Pensiamo solo agli omicidi, all'assassinio di Matteotti, dei fratelli Rosselli, di Gramsci in carcere, dei tanti capilega e poi degli eccidi, dei rastrellamenti, ne abbiamo avuti anche qua nel Veneto, Bassano, Villa Marzana, per citare i più noti, ma senza dimenticare Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e le innumerevoli stragi che ci sono state. Ecco, malgrado tutto questo, gli italiani si sono assunti la responsabilità di riscattare il paese da una dittatura violenta che aveva portato alla fame la popolazione e che ha prodotto quella tragedia immane della guerra. Ricordiamo solo anche, insomma, che il fascismo l'abbiamo avuto qui, è iniziato qui e l'abbiamo esportato poi in tutta Europa, in molta parte dell'Europa e del mondo, insomma. E quella lotta di liberazione. C'era il nazismo, no? Nel resto d'Europa che dominava. Sì, però Hitler all'inizio prendeva spunto da Mussolini, è stato il suo maestro, poi lui è andato anche oltre, però insomma stiamo sempre parlando di una cultura che è nata qua, purtroppo è nata qua in Italia e di cui secondo me ci sono ancora tracce troppo profonde, insomma, che non riusciamo a estirpare. Il frutto di quella lotta di liberazione, di quella giornata, è stata la Repubblica con il referendum del 2 giugno e la Costituzione repubblicana. Mettiamo le locandine, anche chiedo dalla regia, mentre Fulvio D'Azio ci racconta questo, così le vediamo, eccolo qua, il 25 aprile 2021. Costituzione che è un esempio, insomma, di diritti che riguarda, visto che stiamo passando un periodo anche particolare, purtroppo la pandemia, per esempio l'articolo 32 della nostra Costituzione, dove si cita testualmente che il diritto della salute è un diritto di tutti i cittadini di questo Paese, un diritto individuale ma anche un aspetto collettivo, perché la salute non si combatte solo sul piano individuale, ma è anche, come dire, un sistema in cui tutti devono fare la loro parte. Insomma, basta vedere quello che sta succedendo, appunto quello che sta producendo la pandemia. Insomma. Quindi ecco, il collegamento, se vogliamo, e non è nemmeno forzato, è appunto questo fatto, insomma, la Costituzione. Però c'è anche la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il primo dominante. Sì, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Guardate, per me il verbo, adesso Irene è anche una professoressa, mi può correggere, insomma, il verbo principale, il termine principale è fondata, cioè l'Italia, il paese Italia, la nazione Italia è una Repubblica 2 giugno democratica, quindi resistenza. Frutto della resistenza contro la dittatura fascista, fondata sul lavoro, cioè che l'architrave, il pilastro su cui si regge la Repubblica democratica è il lavoro. Perché questo? Perché il lavoro era sempre stato emarginato dalla vita democratica, dalla vita democratica per modo di dire, insomma, ma dalla vita del nostro paese. Da questo punto di vista è emblematico il discorso che fa Concetto Marchesi all'inaugurazione dell'anno accademico del 43, del settembre 43, adesso il giorno preciso non lo ricordo, in cui per la prima volta è stato da poco inaugurato il 799esimo anno dell'anno accademico padovano. Lì eravamo intorno al 720esimo, adesso anche qui chiedo venia. Lui dopo aver cacciato i fascisti dall'aula magna del Bo, inaugura l'anno accademico, ed era la prima volta che accadeva, nel nome del popolo lavoratore.
Quindi insomma già da lì ci sono i prodromi per quello che poi è stato l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata, ripeto, sul lavoro. Quindi il lavoro come architrave della vita democratica, civile, un lavoro che deve avere riconosciuti i suoi diritti, una Costituzione che fa della giustizia sociale uno dei punti principali del suo essere, insomma, e quindi ecco, è stata il 25 aprile, è una storia importante, insomma, è il momento fondativo della nostra Repubblica, se noi oggi, insomma, sono più di 70 anni che questo paese e tutta l'Europa, dopo le tragedie immani, come abbiamo anche ricordato poco tempo fa, ricordando la giornata della memoria, insomma, dopo le tragedie immani che hanno attraversato l'Europa è lo spazio dove da 70 anni non si combatte una guerra, dove c'è sviluppo, c'è benessere, ecco, quindi, malgrado poi tutte le contraddizioni, le disuguaglianze, insomma, però anche questo solo aspetto è giusto sottolineare e dare valore, ed è frutto di chi ha combattuto e si è assunto la responsabilità di riscattare l'Italia. È emblematico, se volete, anche quello che ha detto De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi di poco tempo dopo, insomma, dove la sostanza era questo: tutto è contro di me, perché lui rappresentava l'Italia che aveva prodotto la guerra, ne è uscita sconfitta, quindi è tutto contro di me, gli stati vincitori, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Però insomma lui era lì proprio e chiedeva, tra virgolette, benevolenza, ma è andato alle trattative di pace proprio avendo con sé il frutto della resistenza, della volontà del popolo italiano di non aspettare di essere liberato, ma di riscattarsi e di contribuire in maniera determinante, con migliaia, decine di migliaia di vittime, ma con un contributo alla liberazione del nostro paese e alla sconfitta del fascismo in Italia, che ha prodotto le tragedie che abbiamo conosciuto. Per dar spazio anche alla professoressa, c'è un memoriale che vi ha visto partner con lo SPCGL, no? Che è andato online anche di recente, ha avuto un po' di vicende. Di che cosa si tratta, che tipo di partner è stata creata? Un attimo solo che leggo un messaggio che è arrivato. Che gli italiani si siano riscattati, ho qualche dubbio, più corretto una parte di italiani, molti erano pro-fascismo, specie all'inizio, e l'Italia, come la prima guerra, è stata la prima opportunista, cambia posizione a seconda dei comodi. Attenzione che qui abbiamo telespettatori che sono anziani, anche qui hanno memoria. Posso agganciarmi a questo e poi tornare al memoriale? Assolutamente, rispondiamo al messaggio. Allora, senz'altro la guerra di resistenza, che non ha sempre avuto questo nome, si incomincia a parlare di resistenza dagli anni 50, quando, assolutamente sì, quando Chabot usa questo termine, uno storico, Chabot usa questo termine resistenza, e quando Roberto Battaglia, che è il primo autore di una storia della resistenza in Italia, nel 1953 usa appunto questo termine. Mentre i fatti accadono spesso non si sa dare loro ancora un nome, ed è vero, su 49 milioni di italiani 130.000, dice Santoperi nella sua storia della resistenza, furono combattenti, con il beneficio dell'incertezza, perché quando si parla di guerriglie, guerra di resistenza come è stata quella in Italia, non solo, ma come è stata quella in Italia, la precisione non è possibile al 100%, quindi senz'altro sì, è stata una minoranza, quella degli italiani che hanno preso le armi. Ma è anche vero, e lo ricorda un'altra brava storica che si chiama Chiara Colombini, che ha scritto anche I partigiani, però uscito recentissimamente per la collana Fact Checking di La Terza, se non ci fosse stato un amplissimo strato della popolazione italiana a sostenere
l'azione armata dei partigiani, delle brigate, delle squadre armate in montagna oppure dei gappisti in città non sarebbe stato possibile, sarebbe stata spazzata via in pochissimo tempo, è durata 20 mesi la resistenza e nelle condizioni in cui dei resistenti, dei partigiani, dei ribelli si sono trovati a combattere, quindi all'addiaccio, senza vestiario, senza divise evidentemente, senza cibo. Ecco, se non ci fosse stato il sostegno, a volte fatto anche solo di silenzio, di complicità, di tenere nascosto a costo della vita, perché magari si tratta di piccoli gesti come appunto il silenzio, il tenere nascosto, ma il prezzo da pagare sarebbe stato altissimo, fossero stati scoperti in questa complicità. Ecco, se non ci fosse stato questo, la resistenza non sarebbe stata possibile. Allora è vero che si è trattato di una minoranza, ma è vero che c'è stata una zona grigia molto più ampia di popolazione che, pur essendo assuefatta da 20 anni di fascismo, che aveva spianato, asfaltato completamente l'interesse, la propositività, la partecipazione alla politica, alla vita civile, ecco, se non ci fosse stata questa, la resistenza non sarebbe stata possibile, ed è giusto ricordarli. Ecco, e voi avete fatto questo memoriale, no, della resistenza? Sì, Gad Lerner e Laura Gnocchi sono i due giornalisti che hanno curato e il libro Noi partigiani e anche il memoriale, il portale che raccoglie in blocchi. Adesso ne è andato online un primo blocco di circa un centinaio di interviste, ne seguiranno altre. Ecco, il memoriale è stato voluto dall'ANPI con la collaborazione, la partnership anche dello SPCGL e ha come scopo, come obiettivo, quello di rendere, intanto di salvare, ecco, le voci, le immagini, i volti di chi aveva combattuto e di renderlo fruibile anche attraverso la diffusione nelle scuole, di renderlo fruibile a un'ampia parte di popolazione. Salvare la memoria. www.noipartigiani.it parola mia per vedere queste video interviste abbastanza brevi però toccanti. Sì. Andiamo subito in pubblicità, prima leggo un altro messaggio. Io preferirei pensare all'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dove per democratica si intende contro ogni dittatura e non solo fascista, perché ricordiamo che una dittatura comunista è durata fino all'altro ieri, creando oltre 30.000 morti. Forse un po' di più. Allora, poi rispondiamo anche a questi messaggi, pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi insieme. Infatti il contrario di fascismo non è comunismo, è democrazia.